Benvenuti a tutti amici di mattoscacco.com. Guardate che bellissima maglietta, ma comunque non siamo qui a parlare oggi di questo. Oggi voglio darti un consiglio per riconoscere velocemente il livello del tuo avversario. Se stai giocando con un tuo amico, collega, eccetera eccetera, solo dalle mosse che ti muoverà, dalle primissime mosse, ti farò vedere che sarai in grado di valutare la sua conoscenza scacchistica. Andiamo a vedere quello che succede praticamente ai principianti. Questa è una scacchiera. Ai bianchi ci sarà il vostro avversario, voi giocate coi neri e solitamente una delle prime mosse dei principianti è quella di giocare pedone in A4, cioè muovono sempre i pedoni laterali. Perché? Perché le torri essenzialmente sono dei pezzi abbastanza semplici da ricordare, vanno su, destra, sinistra, eccetera, e quindi per il principiante viene molto facile fare un'idea di questo tipo. Ok, in che modo io metto in movimento la mia torre e la riesco a far giocare in questo modo. Viceversa, i cavalli che hanno il salto col movimento L sono più difficili da ricordare, gli alfieri, la regina non ho capito bene, quindi quasi sempre la prima mossa di un principiante, e lo verificherai, o addirittura questa è ancora peggio perché la torre non può neanche uscire dopo una mossa di questo tipo. Quindi se il tuo avversario ti gioca una mossa di pedone laterale per liberare la torre, chiaramente è un principiante che ha le prime armi, che deve ancora conoscere molto su questo fantastico mondo. Altra mossa da principiante che ti farà riconoscere subito il livello del tuo avversario, te ne accorgi subito quando il tuo avversario continua a giocare, per esempio, solo tante mosse di pedone e soprattutto sempre laterali, cercando di lasciare il re più protetto possibile. Questa è una cosa plausibile perché se cade il re finisce la partita. Tuttavia c'è un problema in questo approccio. Noi sappiamo che i giocatori professionisti addirittura aprono quasi sempre col pedone davanti al re. Dici, ma come, il re non deve essere catturato, il pezzo più importante della scacchiera, e tu me lo liberi? È una cosa controintuitiva, ma ti spiego subito. Probabilmente non conoscono che c'è l'opzione dell'arrocco. Ti faccio vedere. Se tu lasci i tre pedoni davanti al re, è vero che il re è imbalsamato qui, ma è anche vero che ti perdi tante possibilità d'attacco. Mentre un giocatore professionista apre tranquillamente la strada davanti al re perché sa che da lì a poche mosse il re si toglierà dal centro tramite una mossa speciale negli scacchi che si chiama arrocco, dove il re si muove di 2 case e la torre lo affianca. Come vedi, è vero, ho mosso un pedone centrale, ma il re non è più al centro. Quindi questa è un'altra mossa che ti fa capire, è un altro tipo di gioco che ti fa capire se il tuo avversario è un principiante o meno. E infine c'è un'altra sequenza di mosse che ti fa capire subito il livello del tuo avversario. E in questo caso si tratta di un livello un attimino avanzato, ma comunque si tratta di una persona che gioca in modo amatoriale a scacchi. E andiamo a vedere qual è questa sequenza di mosse. Ok, il tuo avversario apre con E4, una mossa fantastica, abbiamo detto, apre le linee alla donna e all'alfiere, il re è pronto per arroccare. A questo punto anche tu, per esempio, rispondi in questo modo, una delle risposte senza dubbio migliori, e ora guarda che cosa fa il tuo avversario. Gioca probabilmente donna F3 o donna H5. Cosa c'è che non va in questa mossa? Il tuo avversario vuole darti quello che si chiama il matto del barbiere, cioè una sequenza di mosse dove il bianco riesce a dare scacco matto in poche mosse al nero, sempre se il nero ovviamente non sa come controbattere. Ed è una successione di mosse che funziona magari contro un altro neofita, contro un giocatore un pochettino più esperto non funziona. Perché? Perché la teoria degli scacchi, e in particolare la teoria delle aperture, dice non muovere i pezzi pesanti in apertura. Quali sono i pezzi pesanti? Andiamoli a vedere alla scacchiera. Donna e torri sono i pezzi pesanti, sono i pezzi che hanno più valore. Se noi andiamo a mettere al centro subito questi pezzi tramite varie manovre, andiamo a mettere nel bel mezzo della mischia della battaglia dei pezzi di fortissimo valore, ed è, dato che ci sono ancora tutti e 32 pezzi sulla scacchiera, è molto facile che questi rimangano incastrati nella scacchiera o che il nostro avversario sia in grado di catturarli, motivo per cui questi all'inizio devono restare a casa. I pezzi migliori da muovere sono quelli leggeri, ovvero cavalli e alfieri. Ok, chiaramente bisogna aprire la strada. Ok, una volta che questi sono andati, poi si arrocca, si mettono le torri in comunicazione, eccetera eccetera. Ricordati di questi 3 passi perché capirai subito il livello del tuo avversario. Bene,
Io spero che questo video ti sia stato utile, fammi sapere se ti è piaciuto perché ne potranno venire di altri. Come al solito, se vuoi approfondire le tue conoscenze del gioco, ti invito a venire a farti un giro all'interno della Matto Scacco Academy, in descrizione trovi il link. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!